Era un punto veramente pericoloso qua sulla provinciale, sia per il discorso del bus scolastico e sia anche per i residenti, in quanto per intraprendere la strada di via Pianari dovevano invadere l'altra corsia e quindi chiaramente da un punto di vista del traffico era veramente pericoloso. Siamo a Crosara, frazione di Marostica, dove sono in corso i lavori di sistemazione di questo punto critico della viabilità per la presenza di un incrocio stretto e pericoloso in una strada che porta, tra le altre cose, anche alle scuole elementari e che vede dunque il passaggio degli autobus. L'intervento che abbiamo fatto, in collaborazione anche con la provincia, ha permesso adesso di poter agevolmente accedere su via Pianari. Con l'occasione ETRA ne ha approfittato anche per fare tutta la linea nuova dell'acquedotto. Questo nuovo lavoro ha comportato un aumento dei tempi del cantiere che, uniti poi al Covid, hanno sicuramente allungato di parecchi mesi quello che doveva essere il termine dei lavori, creando naturalmente dei disagi a cui ci scusiamo con i cittadini. L'importo dei lavori è di 150.000 euro con un contributo del 50% da parte della provincia. Tra qualche mese poi partirà un altro cantiere sulla stessa strada ma all'incrocio con via Pradipaldo. La viabilità, le scuole, la sanità sono tutti interventi che noi sulla zona collinare cerchiamo di fare proprio per mantenere anche le persone a rimanere qua in zona.